cosa spinale. No, sviluppo anormale, strano, duplicazione dell'arco anteriore, scoliosi congenita. Scoliosi congenita. Strana simulazione di piume, quasi idole al volo. Come avete avuto questo colpo di fucile? Sono stato io, ho scambiato l'angelo per un ornitorinco. Per un ornitorinco? Quant'altri errori potrete commettere in futuro? I vostri occhi vedon poco. La ferita guarirà presto. Guarirà presto? Però consiglierei la resezione delle ossa sporgenti. Parlate delle mie ali, vorreste tagliarle. Avete un po' di febbre, signor Angelo. Andate a riposare. Ditevi, dove l'avete trovato? Avevo sentito parlare d'un rarissimo esemplare che avevano visto volare sulla palude di Cindermark. Ho passato in attesa tutta la notte, quando all'alba sento un fruscio tra i rami, poi vedo levarsi nel cielo una cosa luminosa, una luce accecante. Sparo! In fondo al fossato c'era l'angelo ferito. Autosuggestione! Voi non credete? Un'attesa febbrile, un'intera notte insonne in uno stato di tensione. È probabile che verso l'alba voi sognaste nel dormiveglia un fruscio fra le foglie di desta assonnato. Voi sparate e un uomo per puro caso con le scapole duplicate. Ma lui dice che è un angelo. Quell'uomo è un pazzoide. Molti tipi di questi si credono creature superiori. Uno crede di esser Giulio Cesare, un altro l'Arcangelo Michele, oppure Dio in persona è scappato Cosa dite? dal manicomio. Cosa dite, dottor Crab? Tornerò dal vostro angelo se non saranno già venuti a prenderlo